Cari telespettatori, ben ritrovati con noi, parliamo di problemi che devono trovare una soluzione se ascoltate quanto ci racconterà Sergio Taurino, che è il presidente regionale dell'ADOC. Ben arrivato, ben ritrovato. Buongiorno ai miei telespettatori, buongiorno Elena, buongiorno anche a te. Allora, ci sono diverse questioni che ogni volta, alcune ritornano, altre raggiungono delle cime, delle vette che mai ci saremmo immaginati, però per chi si trova in certi versanti diventa veramente difficile, pericoloso non risolvere i problemi. Parliamo della prima questione che invece è di comprensione di un messaggio che è ben chiaro e quindi di termini, di scadenze, di ambiti, che è come ottenere l'esenzione e chi la può ottenere del canone RAI, che peraltro, ricordiamo, lo sappiamo tutti, è in bolletta. Però pur essendo in bolletta potrebbe non esserci se e quando. Allora, intanto volevo parafrasare, a volte ritornano, invece è un must ormai questo da anni, per cui mi capita che ogni anno rinnovo sempre questo messaggio sperando che poi dopo la gente lo accolga, insomma. Perché parliamo di esenzione? Perché molta gente che ci telefona a tutte le associazioni, non solo alla nostra ma anche alle altre, io sono ecumenico su questo perché mi confronto con i miei colleghi, chiedono: io non voglio pagare il canone RAI. E questo già, allora noi spieghiamo che ci sono delle regole. Ho portato anche una piccola slide per far capire chi ne ha diritto, perché se non hai compiuto 75 anni, no. Oppure, e quando parlo di 75 anni compiuti, cioè no, li faccio a ottobre del 2026, se li hai già compiuti hai diritto a chiedere l'esenzione se c'è anche un altro piccolo passaggio che è il reddito. Quindi stiamo parlando di esenzione per reddito. Il reddito complessivamente è di 8.000 euro all'anno solare, in quell'anno solare che io chiedo. Quindi il reddito familiare. Il reddito familiare, quindi deve essere, anche se hai un coniuge convivente, deve essere cumulato con quello del codice del coniuge convivente. Se sei da solo, sei vedova o vedovo, eccetera, quindi sei nucleo familiare singolo, il tuo reddito non deve superare 8.000 euro. Ai miei cari coetanei, posso dire adesso, perché anch'io sono nella fascia, sto arrivando, piano piano ci arrivo pure io, voglio segnalare che si parla di circa 650 euro di pensione al mese, 6,70, una roba del genere. Quindi la pensione minima. Proprio la pensione più, quindi se prendete una pensione di 900.000 euro al mese non ci telefonate neanche perché non avete diritto. Certo, che ricordiamo non è l'ISEE. Non è, oh, grazie Elena perché so che sei attenta. Allora, quando fate la richiesta, no, dovete portarci l'imponibile che trovate nel CUD oppure nel 730 se fate la denuncia dei redditi, che si trova al rigo 11 mi ha detto quello del CAF di dirlo a tutti, nel rigo 11 dove sta scritto imponibile. Se fate l'ISEE, non vale l'ISEE, perché l'ISEE già decurta tante di quelle voci che poi dopo ci arriveremmo tutti con l'ISEE, no tutti, i pensionati bene o male ci arriverebbero un buon 60%, per cui avrebbero lo sconto. Quindi per reddito intendiamo l'imponibile, a netto chiaramente degli ordini deducibili, ma questa è una slide che vuole essere interpretativa. Cosa c'è anche? I redditi da interessi, se hai depositi bancari, se hai depositi postali, se hai altri titoli di Stato e redditi di fonte estera non tassati in Italia. E dico ai miei anche amici anziani, cioè se avete già i buoni fruttiferi postali decine migliaia di euro, quelle rientrano nel reddito imponibile, per cui è inutile che andiamo a fare domande che poi dopo la RAI chiaramente non ci accetta. La terza questione è il discorso dell'esenzione, si chiama esenzione. Ecco, sono esclusi dal calcolo, chiaramente, questo è giusto, è importante, i redditi delle pensioni di guerra, INAIL, invalido civile, ecco, quelle non vengono conteggiate nel calcolo dell'imponibile, per cui
fate domande anche se avete la pensione di invalidità o quelle dell'INAIL, eccetera, oppure anche il TFR già che vi hanno già dato. Quello che volevo dire, c'è anche un altro tipo di esenzione e molti lo chiedono, però devono stare attenti, e lo dico in questo momento e lo ripeto, si chiama esenzione dichiarazione di non possesso. C'è un modulo della RAI dove tu dichiari a tue spese, poi dopo, cari signori, 2 anni di galera e 5.000 euro di multa per dichiarazione. È chiaro, è come le dichiarazioni di notorietà sostitutive, dove la legge ti dice vai nel penale se mi dici le fesserie. Allora, questa dichiarazione di non possesso, tu dichiari che non possiedi alcun apparecchio ricetrasmittente, cioè non solo la televisione, quella che vediamo, ma qualsiasi apparecchio dove io mi possa collegare e vedere anche la televisione. Non stavamo pensando ai computer, a tutte quelle... Ma se uno ha solo la radio, un signore ha solo la radio, può andare bene o no? No, è un apparecchio di trasmissione, cioè il canone, no? Rai TV, è fatto proprio in modo da poter imprigionare la maggior parte delle persone con questa clausola. Addirittura c'è stata tanta gente che per anni ci ha telefonato dicendo ma se io ho un portatile, se io ho il computer fisso a casa, sì, ma se vai in streaming perché hai internet, di cosa devo parlare? Stai guardando, adesso a me e te ci stanno guardando forse in streaming, vero? Qualcuno? Sì, ecco, vedi, cioè, queste sono... Comunque in ogni caso si può fare questa dichiarazione non possesso. Cosa succede? Che la maggior parte di persone telefonano i figli che hanno la mamma per esempio in casa di riposo. Quelli hanno diritto, perché quella signora che l'hanno portata in casa di riposo ha la residenza nella casa di riposo, quindi non è più neanche residente là. Però raccomando ai figli, agli eredi di queste persone che stanno nelle case di riposo di farsi fare una dichiarazione dalla casa di riposo che l'anziano è residente dentro la casa di riposo, in modo che siccome la RAI ti arriva sulla bolletta della luce, se la luce è intestata alla signora Maria che sta in casa di riposo non li possono imputare a una che sta residente in un'altra, no. Però sono casi limite, le persone anziane che stanno in casa di riposo, quelli che hanno gli apparecchi, sai, medicali, eccetera, che non hanno praticamente televisione. Cioè, se uno è cieco, se va alla televisione, no, penso, l'accende, magari se ce l'ha, però può dichiarare di non possederla, per esempio, magari possiede la radio per ascoltare. Però voglio dire, quelli che stanno nelle case di riposo, i figli devono, se vengono da noi, farsi fare una dichiarazione dove la casa di riposo dice è residente da me, per cui... ma risulta la residenza, perché ovviamente... Sì, però quando le persone vanno in casa di riposo, i figli, gli eredi, o stanno per vendere la casa, oppure devono... la luce la vogliono tenere, no, o te la intesti, dicendo agli eredi, oppure se no, se rimane a carico della signora, dovete fare una dichiarazione che la signora è residente in un altro posto. Quindi mi raccomando, dichiarazione di reddito per esenzione, 8.000 euro, 75 anni di età e non l'ISEE, no. Non serve. Ecco, prima vediamo le esenzioni, anche i TFR, trattamenti di fine rapporto, relative anticipazioni, sono esclusi? Sono esclusi perché non rientrano nell'imponibile, perché dovrebbero essere frazionati negli anni, perché se non me li danno, magari ho incontrato uno stamattina che ha detto ho il TFS e me lo danno in 3 rate in 3 anni. Certo. Se quell'anno ha preso un terzo di quella rata, ovviamente non ha perso. Cioè, quali sarebbero gli altri redditi assoggettati a tassazione separata? Ecco, io questa cosa qua adesso la stiamo discutendo anche tra di noi con l'Agenzia delle Entrate, perché vogliamo capire che l'Agenzia delle Entrate venga fuori con una tabella dove mi dice quali sono quelli a tassazione separata, perché anch'io sono un po' confuso sulle normative che poi dopo ogni anno le infilano dentro sti 1000 proroghe e tu non capisci mai quali sono quelli a tassazione separata, magari ce ne sono 5. Abbiamo, poi se capiterà un'altra volta ve le porto, perché l'Agenzia delle Entrate l'abbiamo sollecitata a dare un memorandum su quelle che sono tutte le agevolazioni a tassazione separata, perché i CAF quando fanno le dichiarazioni dei redditi hanno loro tutti quanti i parametri che mi diceva il responsabile del CAF mio qua
a Padova, mi diceva: Sergio, cambiano di anno in anno, mettono sempre postille, questa sì, questa no, eccetera. Allora, se devono essere aggiornati di anno in anno, le associazioni dei consumatori le metteranno a disposizione del pubblico, o se uno di miei colleghi viene qua e ti dice: guarda, queste vanno bene, questa non va bene più da quest'anno, perché qua quel milleproroghe che arriva verso il 26, 27 dicembre, 28 fa saltare molte di queste certezze. Sì, certe, in Italia certo c'è solo alcune cose. Mentre invece su questo hai ragione tu, la tassazione separata deve essere molto, come si dice, molto monitorata, perché cambia. Allora, facciamo in modo... Ma se mio padre ha meno di 75 anni, ma ha un reddito imponibile inferiore a 8.000 euro, può richiedere l'esenzione? O deve avere... Caro amico telespettatore, deve avere compiuto 75 anni. Quindi è cumulativa. Per cui l'età conta tanto quanto... Questo parliamo del reddito per esenzione. L'esenzione per reddito. Se invece suo papà magari vuole dichiarare, perché non c'ha la televisione, perché non ne frega niente, eccetera, e vuole dichiarare, viene nell'associazione dei consumatori, oppure si va sul sito dell'Agenzia delle Entrate, Canone Rai, e viene fuori un modulo che la persona compila, e dove ci sono, questo è quello che l'esenzione, dove inviare la domanda all'Agenzia delle Entrate. Vi ricordo che noi associazioni dei consumatori abbiamo fatto un ulteriore passo in avanti. Siamo in comunicazione con Palazzo Labia, alla RAI di Palazzo Labia, per cui ci hanno abilitato a mandare noi come associazione dei consumatori con delega, di mandare già la domanda senza che le persone vadano a spendere i 10 euro di raccomandata con ricevuta al ritorno alla direzione provinciale di Torino. Ma è ancora operativo lì Palazzo Labia? Sì. È operativissimo Palazzo Labia, perché... Ma il telefonino o il tablet non rientrano come apparati TV? No, faccio così. Perché? Perché il telefonino è uno strumento di ricezione, però posso averlo, posso non averlo, lo posso aver messo fuori di quella casa. Cioè, siamo ancora nell'ambito delle postazioni fisse, la radio, la televisione, eccetera, il telefonino, il tablet, perché me lo porto fuori, dentro, fuori, e i tablet e i telefonini non hanno la bolletta della luce arriva. Cioè, voglio dire, il tablet e il telefonino di per sé si collegano con i programmi, perché se tu hai internet, sì, vai in hotspot, come si dice, no? E mi collego in hotspot con le frequenze, quindi vai in streaming, vado a vedere tutti i programmi. Esatto, ma i professionisti, le partite IVA che professionisti devono pagare... e partite IVA hanno un altro tipo di legislazione, perché a me ne sono arrivati tanti, quelli che avevano la famosa partita IVA, che avevano magari lo studietto, la cosa, eccetera, e lì è arrivata l'accertamento da 250 euro di arriva. Diverso invece per i ristoranti, per le pizzerie, per i locali pubblici, dove se tu metti il televisore, là bisogna che paghi proprio la quota, che è molto più alta, canone, molto più alta di quella dei domestici, insomma, sì, dei consumatori. Aperti al pubblico. È proprio e se ti beccano la multa è alta, non vi dico quanto, ma è alta. Quindi bisogna stare molto molto attenti. Sì, beh, qualche barista, qualche ristoratore, qualcuno ha fatto il furbetto, vabbè, ma l'hanno fatto anche con i canali quelli di altre televisioni a pagamento. Chiaro. Vabbè, allora sì, va bene, ok. Tu ridi, ma è sempre quello il discorso, no? In Italia fanno la legge, poi dopo subito arriva il furbetto del quartierino, capito? Che fa la cosa. Ne hanno beccati tanti, no? Di quelli che facevano le tesserine per la Pay TV, eccetera. Tu sai che cosa che macello è successo con quello. Perfetto. Però ecco, stando nella legalità, queste sono le regole. Se le vogliamo... Bisogna rispettare, queste sono. Ecco. Quindi adesso ci sono dei termini per chiederlo? Allora, brava, il termine ultimo voglio avere l'esenzione per il 2026, entro il 31 gennaio 2026 devo mandare la raccomandata,
con ricevuta ritorno, all'Agenzia delle Entrate, alla RAI, gennaio. eccetera. O venite da noi che noi lo facciamo Quindi gratis. Io almeno lo faccio gratis. non c'è un secondo termine, solo questo. Il secondo termine, allora, quella che faccio il 31 gennaio mi vale per tutto il 2026. Se io il 31 gennaio mi sono dimenticato e lo faccio il 10 marzo, mi può valere dal 1 di luglio al 31 di dicembre, quindi per la quota parte del secondo semestre. Quindi eventualmente entro il 1 luglio, se uno non l'ha fatto in tempo adesso a Ecco, farlo. se la fa entro il 30 giugno, no? 30 dal giugno, 1 luglio al 31 dicembre è esente per i 6 mesi successivi. Chiarissimo. Sono casi abbastanza rari, però ci sono per gente, per esempio, chi ha cambiato casa, che viene durante quel semestre, viene per fare anche l'adeguamento economico. Allora, grazie Presidente, interrompiamoci qualche secondo, poi parliamo di un altro argomento molto importante. Questa volta sono coinvolte non solo le persone anziane ma anche i giovani, quindi figli e nipoti. Parliamo di sovraindebitamento. Attenzione, a tra poco.